Amici di Fanner, buonasera e benvenuti al Circolo Sportivo Football Club, dove stiamo per assistere al recupero della 17ª giornata di Serie C2, protagonisti dell'incontro la Teve Remo e la Lusitana. Iniziato ora l'incontro con la Teve Remo che attaccherà da sinistra verso destra in maglia bianca, mentre la Lusitana in maglia viola attaccherà da destra verso sinistra. Subito un calcio d'angolo per la squadra in maglia bianca, se ne occuperà Guancioli. Guancioli va all'indietro, il velo, la palla per Masci che tenta il tiro, poi De Matteis non riesce a superare Ricci. Subito la prima occasione per la Teve Remo, ora la risposta affidata alla Lusitana con Losito all'indietro, palla per Magrini, ora Barba, Tagliaboschi, ancora per Magrini, Losito verso Tagliaboschi, cercano il filtrante per il numero 7 che però non può arrivare sulla sfera. Castroni verso Guancioli, la gira per Masci, ancora per Guancioli, cerca di metterla in mezzo dove però è presente Tagliaboschi, anzi Magrini, che allarga ora per Tagliaboschi e tenta addirittura il tiro che viene murato da Castroni e messo in out. Sulla battuta Losito, ora per Tagliaboschi, tenta il destro, viene bloccato da Giannini che riparte subito verso Masci, ora per Guancioli, ancora Guancioli che va in avanti a cercare De Matteis che la gira per Castroni, la stoppa, può iniziare il contropiede, prova ad andare da solo Castroni, cerca la palla in mezzo per De Matteis ma viene fermato fallosamente. Sulla battuta Masci, parte ora a Masci, la palla verso Castroni che la restituisce a Masci, la gira per De Matteis ma capisce tutto la difesa della Lusitana e spazza via la sfera. Guancioli per Castroni che gira verso Masci, il numero 12 ancora verso il numero 5 Castroni. Ora Masci non si trova più la sfera e concede una rimessa alla Lusitana. Tagliaboschi verso Magrini che la gira per Losito, ancora Tagliaboschi, Magrini, ora Barba perché il filtrante per Magrini era una bella idea ma il numero 6 non aveva seguito il taglio. Riparte ora la Teve Remo con Castroni che gira verso Guancioli che è pressato, quindi costretto a tornare dal numero 5, cerca un lancio lungo, fa buona guardia Barba, ancora la palla sulla destra, cercano il cross al centro, Losito viene messo in angolo, il primo per la Lusitana. Tagliaboschi tenta il tiro, la palla finisce poi al numero 6 Magrini che tenta la battuta, si supera Giannini, finta il tiro Losito, poi lo effettua Magrini, anzi Tagliaboschi, tiro che però non è pericoloso.
Losito può andare, la gira. Ora Magrini verso Barba. Ancora Losito per Magrini, che poco fa aveva avuto la possibilità di battere Giannini, che però si è rivelato decisivo. Nel lancio lungo di Guanciale a cercare Castroni, Tagliaboschi riesce a spostarla, poi Castroni non riesce a battere Ricci. Riparte la Lusitana dopo una buona opportunità concessa alla Teveremo, quasi per caso, con un pallone di testa girato male. Cerca di andare Losito, viene fermato da Masci, che però si è accasciato a terra. Si ferma molto sportivamente Barba. Sono passati 6 minuti dall'inizio dell'incontro, punteggio ancora ancorato sullo 0-0. Ci sono state però delle buone opportunità. Esce momentaneamente Masci. Castroni la restituisce alla Lusitana. Ora Magrini la cede a Losito. Ora per Barba. Tagliaboschi la gira verso Losito, che torna dal numero 10 Barba. Prova a inventarsi un passaggio. Losito cerca una palla alta, una buona opportunità per Magrini, che non riesce però a battere Giannini. Castroni la gira. Ora Guancioli, che però è prestato dall'altro numero 10 in campo, cerca di andare da solo il numero 10, gliela strappa Tagliaboschi, poi effettua un tiro personale che becca il palo. Ottima opportunità per la Lusitana. A passo di Masci è entrato Rosati con il numero 3. Ora proprio Rosati a girarla per Giannini, cerca il filtrante per trovare Castroni, che era tutto solo nella metà campo dell'Lusitana, ma rientra Losito ed è decisivo il suo intervento per metterla in out ed evitare che la palla finisse al numero 5 maglia bianca. Guancioli verso Rosati, che la restituisce al numero 10, lo fa però male, recupera quindi Losito, che può andare da solo, però veloce Rosati a rientrare e a rimediare al suo errore. Sarà però calcio d'angolo per la Lusitana. La palla verso Magrini, che la gira per Tagliaboschi. Ancora il numero 7 ora per Magrini. Una serie di finte di corpo che non vanno però a segno, quindi torna indietro il numero 7 saggiamente. Ora Losito torna da Tagliaboschi, che si prende un po' di campo, poi ricomincia ancora dal numero 8, che viene fermato falosamente da Rosati. Magrini cerca il passaggio per Barba, capisce tutto Guancioli, può ripartire quindi a Teveremo. Castroni cerca di superare Losito, che però si frappone fra lui e la sfera. Possono anche ripartire i giocatori in maglia viola, ma il passaggio di Barba non è preciso. Castroni verso Guancioli sull'alto di sinistra, cerca il passaggio alto a trovare Rosati, capisce tutto però Losito. Ora Barba verso Tagliaboschi, che tenta un tracciante che però finisce fuori. Giannini va da Guancioli, che alza la sfera, lo fa bene verso De Matteis, che in qualche modo addomestica, ma la palla gli ritorna, quindi Rosati ancora verso Guancioli. Ottimo il passaggio per il numero 8 Castelli, appena entrato al posto di De Matteis. Rosati resiste con il suo mancino,
Castroni tenta il destro, ottima opportunità per la Teveremo. Magrini per Barba che cambia lato e va da Losito che cerca ancora il filtrante per Barba, ottima l'idea, sì, per Baccari, appena entrata al posto di Tagliaboschi, esce nel frattempo Barba ed entra Fonti. Nel frattempo è uscito Guancioli tra le fila. Scusate, il numero 6 chi è? Il numero 6 chi è? Milani, grazie. Entra con il numero 6 Milani. Castelli la gira verso Rosati, riesce ad arrivare Milani, la palla di Rosati verso Castroni che è un'ottima opportunità e supera così Ricci e porta in vantaggio a Teveremo al 12° minuto di gioco del primo tempo. Teveremo in vantaggio. Sbloccato il punteggio quando siamo arrivati al 12° del primo tempo. L'ha sbloccata Castroni, ottimo destro dopo un bel passaggio di Rosati. Baccari ora per Losito, viene prestato da Milani ma ottiene comunque una buona rimessa. Ancora Baccari, la gira verso Fonti che però si fa strappare il pallone per un attimo, ottiene una rimessa. Baccari gira verso Magrini, pressato subito da Rosati, gira ancora per Losito, tenta il destro, ottiene un'altra rimessa. Baccari, Losito cercano il triangolo che per poco non si concretizza, riesce a recuperare però la difesa della Teveremo che ora può ripartire con Milani che la gira verso Castroni, autore del gol di pochi minuti fa. Ancora Milani per Castelli, Castroni, ora Rosati che tenta il sinistro che viene però parato da Ricci. La palla per Losito, Rosati interviene in un primo momento, strappa il possesso ma lo recupera subito la Lositana. Ora va con Magrini che con un bel numero si libera di Castelli che poi rinviene, Caparbio e mette la palla in out. Palla verso Losito che cerca lo spazio per girarsi, poi effettua il tiro. Fonti che non trova però lo specchio della porta, ottengono una nuova rimessa, l'ennesima. Baccari cerca di metterla in mezzo, può ripartire la Lositana grazie a Fonti, grazie a Magrini. Rilancio di Ricci sul quale svetta Rosati. Fonti cerca di impegnarsi ma in scivolata Castroni mette in out. Magrini, palla verso Fonti che non riesce a stoppare il pallone. Fonti in due tempi, in Milano in due tempi ce la fa, la scarica verso Castelli, ora Castroni, il rilancio a cercare Rosati. Baccari sulla fascia sinistra va in profondità e cerca Fonti, si fa murare il tiro, poi commette un fallo. Si ripartirà da una punizione in zona difensiva per la Teveremo, subito battuta da Giannini sulla sinistra per Rosati che va in profondità a cercare Castelli che non ha alcuna fretta di imbastire un'azione offensiva, quindi riparte ancora da Rosati che gira ora per Castroni che va a cercare Castelli. Era una buona idea ma Castelli stava facendo un movimento ad accentrarsi, quindi non riesce ad arrivare sulla sfera.
Baccari sulla sinistra verso Losito, pallone troppo lungo sul quale il numero 8 non può arrivare. Milani verso Castroni, che va da Castelli, una bella triangolazione tra i giocatori della TV Remo, che però non si concretizza. Non riesce ad arrivare Castroni sul bel passaggio di Rosati. Riparte Losito sulla destra, va da Fonti, vedi il movimento di Magrini, lo serve ora, tutto coperto, le linee di passaggi dai giocatori in maglia bianca. Ora Magrini cerca di andare, ma Losito lo ferma falosamente. Battuta velocemente verso Baccari, ancora Magrini per Losito sulla fascia destra, cerca di servire Fonti, arriva primo Castroni, lo mette in out. Losito, ora la palla per Baccari, che non si intende con Fonti, sprecando così una buona opportunità. Vediamo il punteggio di 1-0 per la TV Remo, grazie al gol segnato al 12° minuto di gioco del primo tempo. Ora siamo arrivati al 17° punteggio, quindi 1-0. Baccari la gira, ora Fonti, Castroni lo limita e mette la palla in out, anzi in calcio d'angolo, il secondo per la formazione maglia viola. Palla per Losito, la gira, il tiro di prima intenzione di Fonti, che per poco non entrava nello specchio della porta. Ottima occasione per la Lusitana. Castroni la gira verso Rosati, che era però troppo in avanti per poter stoppare questo pallone. Nel frattempo è rientrato Barba, cerca Magrini, passaggio verso Fonti, cerca addirittura una conclusione da posizione impossibile, ottiene comunque una deviazione, quindi una nuova opportunità sul calcio d'angolo. Nel frattempo la palla in mezzo verso Fonti, che non riesce ad arrivare sulla sfera. Milani riesce a non concedere il calcio d'angolo, ma poi Magrini effettua una conclusione quando si è scoperto che in realtà la palla era uscita, quindi si ripartirà da un calcio d'angolo. Verso Magrini, ottima la parata di Giannini. Losito, per la palla messa in avanti da Barba. Castroni finta il passaggio, poi supera Fonti, andare da solo il numero 5, la gira ora, la palla messa in mezzo, viene però recuperato dalla difesa della Lusitana con Losito, che riesce a resistere alla pressione della TV Remo. Il tiro di Fonti, sul quale però Giannini è molto attento. Milani verso Rosati, ora Castroni, ancora per Rosati, che va in avanti a cercare Milani, si porta la palla in out senza alcun fallo. Losito la lascia a Magrini, si fa strappare la palla da Castelli, che può andare da solo, non c'è nessun compagno a supporto. Ora è rientrato Rosati, che tenta una conclusione mancina che non impensierisce. Ricci, un po' time out chiamato dalla Lusitana. Tutto pronto per la ripresa dell'incontro dopo il time out chiamato dalla Lusitana. Ora Magrini
la gira verso Losito, alza la traiettoria verso Di Vincenzo, si fa però fermare da Castroni. Barba, Magrini la gira verso Di Vincenzo che deve puntare Castroni, cerca un tiro di punta che però finisce alto su un pericolo per Giannini. Palla bassa, filtrante, ora Castroni non ci può arrivare, deve uscire Giannini per impedire che possa essere buona la palla per Di Vincenzo. Di Vincenzo ora verso Magrini, ora Losito che deve puntare Antonica. Di Vincenzo per Losito, tenta il tiro, ottima la parata di Giannini, il lancio lungo, cercare Antonica che stoppa con il petto ma non riesce a servire Rosati, quindi può ripartire veloce Magrini, la scarica per Di Vincenzo, si impegna Giannini e mette in angolo. Ancora calcio d'angolo, palla per Magrini, la gira per Barba, filtrante per Di Vincenzo che viene fermato falosamente. A tempo escono Milani e Rosati ed entrano Masci. E Cerasaro, Tagliaboschi sulla battuta, fattora Tagliaboschi direttamente su Giannini che svetta così la possibilità per la Lusitana. Giannini riesce nello stop, Cerasaro, la palla ora per Barba, ottimo intervento ancora di Giannini, palla all'indietro verso Magrini che stoppa però male, quindi opportunità per la Teveremo di ripartire in contropiede. Castroni lo guida, poi la gira verso Cerasaro che non riesce a stoppare la sfera. Magrini verso Losito, ancora per Magrini, la gira verso Barba, supera due avversari Losito e tenta il destro, ottima opportunità per la Lusitana ma ottimo intervento di Giannini, palla bassa sul quale non riesce ad arrivare Losito, attraverso tutta l'area di rigore con nessuna deviazione. Tempo time out chiamato dalla Teveremo. Tutto pronto per la ripresa dell'incontro dopo il time out chiamato dalla Teveremo. Masci cerca il lancio lungo, ottimo intervento di Magrini, riparte Tagliaboschi sulla destra verso Barba, supera un avversario Castroni che però ci mette il fisico, si fa fermare. Entra ora Guancioli al posto di Castroni, autore del gol, che finora decide la partita. Palla per Antonica che riesce nel aggancio ma non nello stop. Losito rientra con il tacco, la gira per Magrini che va in avanti a cercare Barba. Masci verso Giannini
che lancia direttamente per Ricci. Parte ora Losito, Magrini, Tagliaboschi sulla sinistra, può rientrare, la gira ancora per Losito. Ora Magrini, Barba, ora Magrini, cerca lo scambio con Barba, il tiro da lontanissimo di Losito, in due tempi Giannini. Guancioli si libera di Losito, ma si porta la palla in rimessa laterale, filtrante, il quale cerca di intervenire Barba, ribatte nel frattempo a Teveremo con Antonica, e l'uscita bassa di Ricci che si rivela provvidenziale. Guancioli, palla in mezzo sulla quale non arriva Antonica. Losito verso Barba, una serie di finte per disorientare Masci, poi torna indietro da Magrini, la gira per Tagliaboschi, tenta la conclusione, Giannini ancora molto attento, Cerasaro lascia per Masci, la pressione di Barba, mette la palla direttamente in out Masci perché era pressata da due avversari, per evito non rischiare il numero 12 Guancioli verso Cerasaro che rientra bene dalla pressione di Tagliaboschi, poi Guancioli cerca il lancio lungo, Losito il filtrante per Barba che tenta la conclusione, attento ancora Giannini, Giannini va a rilancio nella zona di Guancioli, Barba, Magrini la mette in mezzo, ancora buona per Tagliaboschi che viene atterrato fallosamente, è il quinto fallo. Tempo esce Barba e rientra Fonti. Tagliaboschi e Magrini sulla battuta. Ora Tagliaboschi direttamente su Masci, poi ancora il numero 12 a mettere in calcio d'angolo. Lancio di Giannini a cercare Guancioli, libera Losito, palla verso Antonica che torna da Castroni, ora per Masci, Giannini, interviene Magrini, Losito rientra, poi il fallo su Losito. Stai su 8. Parte ora Tagliaboschi e Giannini, ha fatto un'ottima parata sul tiro libero del numero 7.
gioco verso Losito per la conclusione. La rimessa è per la Lositana, ora sarà calcio d'angolo. Ancora Losito, questa volta però tira su Castroni. Il tiro di Tagliaboschi che non si rivela pericoloso. E su questa azione si conclude la prima metà di gara, punteggio di 1-0 ha segnato Castroni. Inizia ora l'incontro con Losito sulla sfera. La gira per Magrini. Ancora Magrini verso Losito. Ora Losito tenta il sinistro e viene rimpallato. Sarà quindi calcio d'angolo, la prima opportunità di questa ripresa. Il tiro di Fonti di prima intenzione, che si perde però alto. Castroni la gira, interviene però Magrini. Ora per Tagliaboschi, la palla passa, ma il numero 7 non riesce ad arrivarci. Milani verso Guancioli, la palla per Castroni che tenta il destro al volo. Ottima opportunità per la Teveremo. Fonti lascia per Magrini che serve Losito in sovrapposizione. Ora Tagliaboschi si porta sul fondo, poi calcia. Viene assegnato un calcio d'angolo, il secondo di questa ripresa. Losito per Tagliaboschi, il tiro viene disinnescato da Giannini. Ora Losito, la palla in mezzo, Giannini la fa sua in due tempi, la lascia a Guancioli, può ripartire la Teveremo. Dopo l'errore di Guancioli recupera Fonti, il tiro murato da Castroni. Magrini verso Losito, ancora per Magrini che gira verso Fonti che va in avanti, supera Losito, entra, esce in uscita bassa Giannini. Ancora Losito, il calcio d'angolo verso Fonti, tenta il destro che passa, però si esce alla destra della porta difesa da Giannini. Poi Guancioli cerca una palla alta all'indirizzo di Antonica, non trova però il compagno, riparte Losito in avanti verso Fonti che torna da Magrini che gira per Tagliaboschi, punta Guancioli, il tacco di Losito ancora verso Tagliaboschi, esce con i tempi giusti Giannini. Palla in avanti, passa in qualche modo per Castroni che se la porta però a sua volta in out. Magrini ancora sulla sfera, gira per Tagliaboschi, mette in mezzo, non riesce a stopparla Fonti. Milani cambia gioco nella zona di Antonica, di Castroni, la palla messa in mezzo, poi il tiro però si rivela fuori. Può ripartire ancora la Lositana, Tagliaboschi la lascia verso Losito. Fonti
il tiro del numero 9, che però si perde al lato. Lancio di Giannini nella zona di Antonica, copre bene Losito, sarà una rimessa in zona offensiva per la Teveremo. Guancioli verso Antonica che la restituisce al numero 10, la lascia a Castroni che tenta il destro da lontanissimo. Ricci verso Losito, esce molto bene Castroni, trasformazione in offensiva, tenta addirittura il tiro, viene parato da Ricci, poi Milani supera due avversari e torna indietro da Guancioli. Può salire ora la Teveremo. Guancioli allarga per Milani, la palla forse è uscita e così quindi si ripartirà da una rimessa in zona difensiva per la Lusitana. Tagliaboschi sulla fascia destra si accentra, poi la gira verso Losito, cerca Magrini per salvare Antonica che lo costringe a tornare indietro. Ora la gira per Losito, la palla, però il fallo, subito riparte Losito, esce benissimo Giannini. Tagliaboschi può pensare al destro, lo effettua ancora Giannini, si frappone fra lui e la porta. Tagliaboschi verso Magrini che la gira per Losito, rientra, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, quindi la mette in mezzo. Castroni lascia uscire. La palla in avanti di Milani. Antonica aveva fatto però il movimento opposto, si era portato sulla sinistra. Tagliaboschi cerca il tiro, si ripartirà da un rinvio dal fondo. Va ora Giannini, Antonica la mette giù, non riesce però a trovare lo spazio per il tiro. Ricci verso Fonti, Castroni tiene una buona rimessa. Lancio lungo di Guancioli a cercare Antonica, non è però preciso. Losito va da Magrini, ancora per il numero 8, perché è un filtrante, ci arriva Baccari per un attimo, non riesce però ad addomesticarla, riparte quindi ora la Teveremo con Guancioli che la gira verso Milani che cerca di prolungarla per Castroni, l'idea è buona, riesce ad arrivarci anche il numero 5 che però commette fallo. Magrini verso Losito, si porta sul fondo, il cross in mezzo viene deviato, quindi sarà l'ennesimo calcio d'angolo in favore della Lusitana. In questa seconda frazione di gara Fonti si fa vedere sul secondo palo, viene ora servito, se la porta sul destro, ottimo il disimpegno di Castroni che riparte ora, cerca la palla in mezzo, il tiro di Milani che non trova però la porta di Antonica, non riesce però a superare Ricci. Baccari per Losito che prolunga, la palla in mezzo per Baccari, capisce tutto Antonica, poi duetta con Castroni, la palla in avanti per Milani che la stoppa di petto, si deve girare, rientra però Losito, va sul fondo, si lamenta per un fallo non ravvisato dall'arbitro, ripatte quindi Ricci, la girano ora Losito, la palla in mezzo, in scivolata Baccari non riesce nel tap-in sul tiro cross di Barba,
Ricci cerca di andare da Antonica, però il passaggio è esterno. Quando siamo arrivati al 10°. Magrini, la palla verso Baccari, non riesce però a stoppare. Nel frattempo è entrato De Matteis e Rosati al posto di Antonica. Il Milani, lancio lungo di Ricci, movimento di Baccari, si lamenta di una spinta non ravvisata dal direttore di gara. Nel frattempo esce anche Guancioli ed entra il numero 12 Masci. Il lancio lungo, Magrini stoppa, cerca di superare e ci riesce De Matteis, poi cerca di servire Barba, non riesce in questo intento, lascia quindi una rimessa. Il lancio lungo a cercare De Matteis, esce Ricci, la stoppa. Magrini, ancora Magrini per Baccari, che finta il passaggio in profondità, poi torna dal numero 6, taglia il campo, ma viene servito Tagliaboschi, cerca di superare Rosati, ce la fa, la palla però è uscita. Masci verso Castroni, perché il pallone in profondità verso De Matteis che stoppa in due tempi, poi la gira al centro per Castroni che si porta sull'esterno, la scivolata di Barba che però interviene sulla sfera, quindi non viene assegnato un fallo. Rosati verso Castroni, Facenta Rosati viene ora servito, scarica il sinistro, però è fuori. Tagliaboschi, il filtrante per Baccari che si porta avanti, poi scivola, la recupera Giannini, la gira per Masci che serve De Matteis, stoppa poi il pallone alto a servire ancora Masci, esce però con i tempi giusti Ricci, poi De Matteis non riesce nel tap-in, sarà un fallo. Sarà un calcio d'angolo. Masci verso Castroni, il pallone per De Matteis, capisce tutto Magrini e trasforma l'azione in offensiva. Il numero 6 la mette in mezzo verso Barba che aspetta l'arrivo di Tagliaboschi, che aspetta una conclusione però fuori. Riparte quindi subito la Teveremo con De Matteis che stoppa però fuori. Tagliaboschi verso Barba, sì, Baccari tenta il tiro, viene murato da Rosati che può ora ripartire. Il numero 3 sbaglia però l'appoggio, la palla ancora per il giocatore in maglia bianca, passa poi a Masci che di prima serve Castroni che torna da Giannini. Il lancio di Giannini, cercare De Matteis che stoppa, poi la mette in mezzo per Rosati, ottima l'1-2 fra De Matteis e Rosati che porta al 2-0 per Teveremo al 14° del secondo tempo. Grande Marco! Palla in mezzo, Castroni mette in angolo, Barba all'indietro verso Magrini, ora Tagliaboschi, deve puntare Castroni, gira per Barba, torna da Magrini, ora Baccari,
ancora in avanti a cercare di trovare Tagliaboschi, che effettua un tiro sul quale interviene Giannini, quindi sarà un calcio d'angolo. Tagliaboschi ancora al destro, questa volta deviato da Masci, quindi nuovamente calcio d'angolo. Baccari per Tagliaboschi, la palla in mezzo, viene deviata nuovamente, sarà ancora rimessa. Palla per Tagliaboschi che stoppa e tira, Giannini para bene. Ancora il numero 7 gira verso Magrini che stoppa, deve puntare Castroni, la mette in mezzo per Baccari che addomestica, poi la gira per Tagliaboschi che va a memoria verso Barba, non trovando però il numero 10 che aveva tagliato al centro. Giannini, il lancio lungo, cercare Barba, interviene prima di lui Tagliaboschi. Magrini sulla sinistra verso Di Vincenzo, appena entrato al posto di Baccari, lascia la rimessa a Barba, gioca per Magrini, ancora Barba, ancora per il numero 6, il cambia gioco, va da Tagliaboschi, punta Masci e ottiene un calcio d'angolo, l'ennesimo in questa ripresa per la Lusitana. Palla ancora deviata, ancora rimessa in zona offensiva per la Lusitana. Magrini va al centro, il bel tiro di Vincenzo che accorcia le distanze, 2-1 al 17° minuto del secondo tempo di Vincenzo. Il tempo esce Barba, anzi no, esce Tagliaboschi e rientra Losito, la palla verso Rosati, non riesce ad arrivare sulla sfera, riparte Magrini, manca ancora 13 minuti di gioco, vedremo se assisteremo ad altre marcature. Losito, il pallone in mezzo verso Magrini che pur impegnandosi non riesce ad arrivare sul pallone che risulta essere troppo lungo. Giannini verso Masci, va in profondità a cercare Castelli, pallone troppo lungo, troppo laterale. Magrini verso Losito, interviene Masci e strappa il pallone al numero 8, torna poi indietro da Rosati che cerca Castelli, trova però Ricci. Magrini la gira verso Barba, Losito per Di Vincenzo, interviene Masci che viene anche fermato fallosamente. Castroni verso Rosati che va da Castelli, Castelli con un numero, poi tenta il sinistro che risulta essere troppo alto. Magrini chiama il movimento dei suoi compagni, poi serve Losito che alza la sfera per Tagliaboschi che effettua un sinistro parato però da Giannini. Palla alta verso Magrini che stoppa e tira, ancora Giannini a mettere in calcio d'angolo. Magrini, il tiro di Losito, tempo rientra Guancioli al posto di Castroni, il lancio lungo verso Castelli, ancora Castelli, torna indietro da Rosati, ancora per Castelli, gioca con la suola il numero 8, si fa strappare la palla poi rinviene subito. Poi Masci alza a sua volta verso Castelli, tira ora il numero 8.
quando siamo arrivati al 20°, punteggio di 2-1 per la Teveremo. Parte Baccioli, Guancioli al centro, cercando Masci, recupera per un attimo la Teveremo, con Rosati che preferisce spazzare, Magrini verso Losito, che va da Di Vincenzo, cerca di superare Rosati. Rimessa in zona offensiva per la Lusitana. Battuta fuori verso Barba, tenta il tiro, murato da Rosati. Ora Magrini gira per Losito, non si fa superare Masci, poi effettuano un fallo. Parte ora Losito direttamente in porta, non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta, difesa da Giannini, lancio lungo di Guancioli, stoppa con il petto Castelli con eleganza, cerca di andare in avanti, serve Masci che tenta il sinistro, la parata con i piedi di Ricci. Losito gira verso Magrini, ancora per Losito, che cerca Barba, che però stava rientrando. Rosati il lancio lungo a servire Guancioli, che non riesce proprio ad arrivare sulla sfera, anche per colpa di un campo scivoloso. Magrini per Barba, ora sulla fascia destra il numero 10, cerca di superare Masci, che però in difesa è stato molto diligente in questa partita. Castelli rientra, fa salire i suoi compagni, serve poi Rosati, ancora per Castelli. Guancioli cerca di restituire il pallone a Castelli, che lotta con la difesa della Lusitana. L'ultimo a toccare, secondo il direttore di gara, è stato proprio Castelli, quindi rimessa per i giocatori di maglia viola. Recupera Castelli, poi la gira per Guancioli che stoppa, poi cerca di metterla in mezzo, mura Magrini. Time out chiamato dalla Teveremo. Tutto pronto per la ripresa dell'incontro. Guancioli per Castroni che gira per Castelli, tenta il sinistro, non trovando però la sfera. Barba verso Magrini, ancora Barba che va in avanti per Losito. Milani intercetta con un braccio, secondo il direttore di gara. Di Vincenzo cerca di superare Castroni, che però è attento. Può ripartire ora la Teveremo. Lancio verso Castroni che tenta l'Eurogol. Ottima la combinazione fra i giocatori in maglia bianca. Losito. Ora Magrini. Sale in pressione Milani. Tornano indietro.
rientra Antonica al posto di Castelli. Castroni verso Guancioli, che allarga per Masci, che non riesce nello stop. Magrini in avanti per Fonti, copre Castroni. La rimessa è per la Lusitana quando mancano poco più di 4 minuti alla fine dell'incontro, alla fine del tempo regolamentare. Magrini, ancora Magrini, la gira verso Losito, palla per il numero 6 che cerca di andare in azione personale, la mette in mezzo, è attento Giannini. Il tiro di Fonti viene imburato da Guancioli. Palla all'indietro verso Losito, che cerca il tiro di destro, esce però. Antonica verso Masci, ora per Castroni che torna dal portiere. Ora rilancio Giannini, cercare Castroni. Il lancio da Barba. Fonti può scaricare il sinistro, lo fa. Direzione di Antonica, calcio d'angolo per la Lusitana. Fonti tenta il sinistro, murato ancora da Castroni, può ripartire in contropiede Antonica, soprattutto col portiere, non riesce a superare Ricci. Riparte Losito, va da Fonti, il tacco ancora per Losito che trova il gol del 2-2 al 28esimo del secondo tempo. Pareggia la Lusitana grazie a Losito. Castroni verso Antonica, con il numero 9 verso Castroni, la gira per Guancioli, però non vede il movimento di nessun compagno, quindi prova ad andare da solo, lo limita bene Losito. Magrini gira, palla per Barba, cerca di servire Fonti ma si trova davanti Masci, cerca di andare da solo Guancioli, rientra, la scarica per Castroni. La porta fuori Magrini. Il fallo a danni di Masci. Masci per Antonica che cerca il destro di prima intenzione, non trovando però lo specchio della porta e sparando alto. Cercano il filtrante verso Barba, recupera Rosati, riparte Antonica, tenta il tiro di punta, quindi è una rimessa ancora per la Teveremo.
Tenta il tiro Rosati, attento Ricci, può ripartire ora il contropiede della Lusitana con Barba che rientra su Masci. Ancora vuole andare al tiro il numero 10, lo effettua e trova il gol del 3-2 proprio allo scadere al 31esimo minuto di gioco. Il numero 10 della Lusitana ribalta così il risultato. Giocano ora con il portiere di movimento i giocatori della Teveremo. Castroni la gira per Masci, la palla in mezzo di Rosati, la palla ancora lì, non riesce nel tapin Vincenzo Antonica. E su questa azione si conclude questa partita, il punteggio di 3-2, la Lusitana è riuscita a ribaltarla proprio allo scadere grazie a un gol di Barba.